Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. L'amministrazione comunale di Catania ha deposto un omaggio floreale sul luogo dell'agguato in cui 39 anni fa venne ucciso il giornalista e scrittore Giuseppe Fava. Lo ha disposto il commissario straordinario Federico Portoghese. Giuseppe Fava è diventato un modello di coraggio e rigore morale per diverse generazioni di catanesi e siciliani. I militari della Guardia Costiera nella giornata di ieri hanno individuato a Siracusa un pescatore intento a effettuare pesca subacquea all'interno della baia di Santa Panagia, esattamente nello specchio acqueo sottostante il pontile petrolifero. Dopo aver individuato il responsabile, i militari hanno proceduto al sequestro del pescato illecitamente catturato e al sequestro del fucile utilizzato. Hanno respinto ogni addebito i due quindicenni arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver sequestrato, minacciato e torturato un tredicenne in un garage a Caltanissetta. Secondo l'accusa, nel settembre del 2022 i due attirarono con la scusa di vendergli una sigaretta elettronica a un tredicenne, ma una volta fatto entrare in un garage lo avrebbero legato a una sedia tappandogli la bocca con del nastro adesivo. Continua il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale di San Gregorio che ha come obiettivo la riqualificazione delle aree a verde del territorio con creazione di aree giochi per bambini. Ora tocca alla via Sgroppillo, area risanata nella quale, oltre al parco giochi, verrà curato il verde e il terreno adiacente in modo tale che i genitori potranno godere dell'area mentre porteranno i propri figli a giocare. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.